video dove andarò a leggere gli altri due articoli ciappai dal Venetica blog che io ho cominciato i primi due riguardo il Soturco. Stato dire il Soturco Meregan e il Gran Turco è il terzo articolo. Digitalizzazione del testo del febbraio 2021 del Giornale Veneto e produzione autorizzata dall'Accademia della Buona Creanza. Il Gran Turco non semia un turco grande e neanche un grande turco e per vero neanche una roba turca, anche che in 500 il linguaggio comune veneto chiamava turco tutto quello che era foresto. Un'altra ipotesi invece postulava che mai se fosse già arrivato in Europa dell'Oriente col nome di Gran Turco para ragion che i persiani che io coltivava e adoperava viveva sotto il dominio dei turcomani. Dunque potrebbe essere due possibilità di spiegazione del termine, però la più plausibile è quella che si arriva dall'America che da e si gappia sparpagnare in tutto il mondo assai impressa. Allora, questo è il terzo, adesso vado a leggere il quarto, che è il Soturco Meregan dal mais alla polenta. Il mais è stato introdotto in Europa dopo la scoperta dell'America. Già nel 1550 viene coltivato nella Repubblica Veneta principalmente per scopo di studio erbari da botanici e curiosi della pianta. Per qualche tempo il mais è stata coltura slevata da orto o per alimentazione delle bestie. Il suo uso in alimentazione umana è stato attestato nel 1556 con l'inizio della coltivazione più estensiva della pianta. Dio lo studio dell'800 fatto da Luigi Messedaglia, per verità i primi in Europa ad operare le semenze della panoccia per cercarle, macinarle a farina e cucinarla a diventare la famosa polenta sarebbe stato proprio i Veneti, fatto che in Spagna le panocce ed operava inizialmente per decorazione. Ecco, finì anche il quarto articolo. Ci vediamo al prossimo articolo che darò a leggere.